Sono in compagnia della dottoressa Paola Rossetti, sindaco di Montaione. Buongiorno signor sindaco e benvenuta su HTO. Grazie, buongiorno. Siamo in questo spettacolo che è Castelfalfi e le sue piscine. Infatti Castelfalfi è una frazione di Montaione, giusto? Castelfalfi è un luogo di Montaione, sì, uno dei più importanti. E oggi siamo qui a Castelfalfi per un motivo molto importante, ce lo può spiegare? Nell'occasione della riapertura delle piscine di Castelfalfi, che rappresentano per i cittadini di Montaione la possibilità di rivivere questo luogo, stamani questa iniziativa è dedicata ad un progetto della zona, dell'area, che porta avanti la WISP insieme alla Società della Salute e all'ASL e che riguarda appunto l'integrazione dei ragazzi disabili nello sport. E quindi tutti coloro che entreranno stamani avranno la possibilità di aiutare questo progetto. Quindi è un'opera abbastanza, molto nobile da parte vostra aver deciso di aiutare appunto queste persone che sono in difficoltà. Io trovo che ci debba essere sempre una grande attenzione verso le persone che hanno qualche problema, sempre con un'ottica non assistenzialista, e quindi quale migliore occasione appunto per divertirsi, ma anche per pensare come dire, a chi è meno fortunato di noi. La tenuta di Castelfalfi cosa rappresenta anche per Montaione, appunto questa rinascita di questo borgo? Castelfalfi, come dicevo prima, è un luogo eccezionale per Montaione e per i suoi cittadini. Rappresenta molto e io trovo appunto che il progetto si sta concretizzando nei suoi aspetti e, come dicevo prima, le piscine appunto rappresentano la possibilità per i cittadini di in qualche modo riappropriarsi di questo luogo. E dunque è bello che questo sia possibile e sia, come vedo oggi, anche ci sono anche molti giovani, quindi questo è ancora più bello. Ed è stato possibile anche grazie appunto al Consiglio Comunale che ha dato l'ok e ha spronato anche che ciò potesse avvenire. L'amministrazione comunale sono anni che lavora a questo progetto, quindi noi pensiamo che debba essere seguito nelle sue fasi di realizzazione. Siamo convinti che si possa fare un buon lavoro e, ripeto, in tutte le sue sfaccettature. Questo è un momento importante e, come diceva lei, è stato fatto, ovviamente è stata anche la proprietà che ci ha, come dire, chiesto e noi abbiamo suggerito questo progetto. Siamo anche molto contenti che anche la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano abbia contribuito in maniera importante, ma ripeto, la cosa importante è che ogni cittadino entrando qui sappia che c'è anche questa attenzione. Bene, progetti futuri? Su Castelfalfi o in generale? In generale, Montaione e Castelfalfi. Progetti futuri sono tanti, dicevo stamani sono aperti alcuni negozi. Castelfalfi è nato tanti anni fa e anche la sua rinascita secondo me deve procedere passo dopo passo, consolidarsi, perché non credo che si confaccia a questo luogo eventi spot. Ecco, io credo che invece dobbiamo fare molta attenzione, fare un progetto grande, ma vederlo realizzato nei suoi aspetti di concretezza anche. Bene, la ringrazio per la sua disponibilità e speriamo che oggi la giornata sia fruttifera, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto benefico. Intanto c'è un bellissimo sole, un caldo e quindi bene. Grazie mille signor Sindaco. Grazie a lei.